Buongiorno e ben ritrovati con le ultime notizie della notte del primo mattino. Si trova ancora barricato tra mura domestiche l'ingegnere di 55 anni, già ufficiale di complemento nell'Arma dei Carabinieri, originario di San Donà di Piave, che da mercoledì pomeriggio tiene in ansia l'intera comunità di Cordovado. Neppure la seconda notte consecutiva ha portato alla ragione l'uomo. Dal canto suo, il 55enne esprime i suoi pensieri solo con brevi video postati attraverso i social network. Sul posto le forze dell'ordine con il supporto dei GIS dei Carabinieri, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Sanitari. Dalle ultime notizie giunte in redazione prima di andare in onda con il nostro audio-video giornale, sembra comunque aprirsi uno spiraglio per la conclusione positiva della vicenda. Due persone, un uomo e una donna, sono state soccorse dal personale sanitario questa mattina per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente che si è verificato lungo la strada regionale 463 all'altezza della rotonda di direzione Dignano nel comune di Codroipo. Per causa in corso di accertamento, il conducente di una vettura ha perso il controllo e la stessa è finita a bordo strada in un fossato. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente dal capoluogo del Medio Friuli. Per le due persone prese in carico dal personale sanitario è stato disposto il trasporto in ospedale, per fortuna in codice verde, attivati i vigili del fuoco. Restiamo in tema incidenti stradali. A Mortagliano, lungo via Iulia, indicativamente all'altezza del civico 48, intorno alle 2 della notte, il conducente di un minivan ha perso il controllo. Apparentemente nessun altro mezzo coinvolto. Tutte le persone che si trovavano all'interno dell'abitacolo, 8 il totale, sono riuscite ad uscire autonomamente dal mezzo e chiamare immediatamente i soccorsi attraverso il numero unico d'emergenza 112. 5 le persone prese in carico dal personale medico-infermieristico. 2 sono state trasportate all'ospedale di Palmanova con l'ambulanza giunta da San Giorgio di Nogaro. 3 sono state trasportate invece sempre in ambulanza all'ospedale di Udine. Una di queste in codice giallo, tutte le altre in codice verde. Sul posto i vigili del fuoco, rilievi da parte dei carabinieri. Chiudiamo qui questa edizione flash del mattino. Ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione e l'ascolto. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.